Maggio sarà il mese delle riaperture, lo ha dichiarato la ministra Gelmini in occasione di una sua visita istituzionale. Il 20 aprile avremo un Consiglio dei Ministri per valutare le possibili aperture sulla base dei contagi e del piano vaccinale, ma sarà maggio il mese della ripartenza. Tutti i ministeri sono al lavoro per predisporre protocolli per ripartire. In questa settimana il governo varerà un provvedimento per le attività economiche a favore dei bar, ristoranti, palestre e l'intero settore del turismo. E il ministro Speranza, ministro della Salute, parla dell'estate prossima ed esprime un leggero ottimismo. Se riusciremo a vaccinare la maggior parte della popolazione, quest'estate potremmo avere molte più libertà. Indica poi due novità in arrivo: il richiamo Pfizer e Moderna a 42 giorni, non più a 21 e 28, e la possibilità per gli over 60 di presentarsi agli hub per farsi immunizzare con AstraZeneca senza prenotazione con le dosi residue. La priorità adesso restano le persone sopra gli 80 e poi quelle tra i 70 e gli 80. La polemica si infiamma nuovamente sulle isole Covid-free lanciate da Sicilia e Sardegna dopo che alcuni governatori hanno mostrato contrarietà all'idea. Mi auguro che il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta delle isole Covid-free. Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre, ha detto Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna. Gli fa eco Federica del Friuli Venezia Giulia: piuttosto il governo si dia da fare perché arrivino più dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinale con regole uguali per tutti a livello europeo. Ed anche Zaia, presidente della Regione Veneto, si schiera a favore delle isole Covid-free. Sono a favore delle isole Covid-free, la nostra si chiama Veneto, sono fiducioso sull'andamento della prossima stagione turistica nella regione, abbiamo le prime conferme e vediamo già un incremento delle prenotazioni. Ed il ministro del turismo Garavaglia non si sbilancia sulla proposta delle isole Covid-free ed anzi sottolinea come il 2 giugno, festa della Repubblica, dovrà essere una data entro la quale sia aperto tutto o quasi tutto, e sulle isole free dice si può fare ed anche opportuno farlo, perché se lo faranno gli altri e noi no, lo svantaggio diventerà enorme, ma bisogna essere molto prudenti per programmare il tutto e noi stiamo lavorando in questa direzione.